Buongiorno a tutti cari amici dalla redazione sportiva di Media News TV Europe. Come ogni lunedì il nostro approfondimento sportivo dedicato al ciclone Cagliari che ieri alla Sardegna Arena ha letteralmente ridicolizzato la Fiorentina, investita e seppellita dai colpi di un Cagliari sorprendente che le ha tolto anche le forze di reagire. 3 cazzotti tremendi incassati in rapida successione attorno alla metà del primo tempo le sono stati fatali. Al tappeto la Viola, in balia dello scatenato avversario, ha capito che cosa l'aveva travolta quando era troppo tardi. Nel frattempo il Cagliari aveva replicato per la quinta volta consecutiva in appena 21 giorni l'esibizione di calcio spettacolo cominciata con la chiara vittoria sulla SPAL. E non è stata solo una questione di fame, saggiamente alimentata da Maran alla vigilia della partita. Il dialogo fra João Pedro e Nainggolan, che ha esaltato la percussione di Rog mandandolo in gol, si può provare e riprovare durante gli allenamenti, ma perché vada a buon fine è necessario che sia eseguita da piedi buoni in grado di far viaggiare il pallone con i tempi e i giri giusti. Questa considerazione vale anche per la poderosa sgroppata del Ninja, che dopo aver percorso 40 metri di campo a tutta velocità palla al piede, ha trovato la forza per far esplodere il destro e poi ancora la lucidità per fornire un assist a Simeone. E ancora per la stupefacente carica di adrenalina, ma anche di eleganza e genialità prodotta dal belga nell'entusiasmante ripartenza concretizzatasi con il quarto gol. Senza dimenticare l'acuto di autorevolezza esibito al minuto 24 del secondo tempo, quando è stato sfiorato il sesto gol dopo un giro palla interminabile che ha visto protagonista tutta la squadra quasi fosse il Napoli nella migliore versione costruita da Sarri. Queste poche puntualizzazioni sono sufficienti per confermare che la scalata alla classifica non è più frutto del temperamento e della voglia di riscatto dopo la partenza falsa, ma di prestazioni tatticamente all'avanguardia rese spettacolari dalla qualità dei singoli giocatori. È ormai riduttivo dunque riferirsi al Cagliari come squadra rivelazione del campionato. La Serie A provi a smentire chi afferma che nessuno in questo momento possiede i requisiti tattici, tecnici e mentali grazie ai quali il Cagliari sta correndo verso traguardi fino a qualche settimana fa, dobbiamo essere sinceri, intravisti nei sogni più sfrenati.